Eder. Mech. Pallister. Come abbiamo visto dalle indagini, Liliana utilizzava 2 cellulari, uno quasi solo per le ricerche internet e uno per le comunicazioni. Può essere che il 14 le volesse andare alla Wind perché uno di questi 2 cellulari non era più utilizzabile? Di ritorno da Grado alle 20:29 del 12 dicembre, il telefono Samsung di Liliana improvvisamente smette di comunicare con le celle, si spegne, possiamo dire, per sempre. Perché? Cosa è successo? Difficile pensare a un guasto perché nonostante molti tipi di guasti, i telefoni continuano a comunicare con le celle. Sembra più che questo telefono le sia stato sottratto o che forse lo abbia restituito al proprietario. Allora potenzialmente Liliana doveva andare alla Wind per sostituire questo telefono che non le era più permesso o non le era più possibile utilizzare. Claudio Strippin era sicuramente un grande atleta, ma ormai non può più competere, non può più fare nulla al cospetto del più grande ciclista di tutti i tempi, recordman di velocità del Friuli Venezia Giulia, Sebastiano Visintin. Eccolo, tifo da stadio. Un tifo da stadio calcistico, non molla sino al traguardo e poi si concede l'alzata delle braccia. Sebastiano ha davvero fatto il 14 il giro con la GoPro? Se noi andiamo ad analizzare le celle, le ultime 3 celle del suo famoso giro con la GoPro, come vedete da questa grafica, noteremo che lui le percorre in 7 minuti. In realtà un comune essere umano in bicicletta per coprire la distanza tra queste 3 celle e quindi giungere a casa in via Verrocchio avrebbe dovuto impiegarci non meno di una ventina di minuti. Sebastiano anche in questo caso ci metterebbe in bici 7 minuti dove una persona normale ce ne metterebbe 21. Oltretutto c'è la singolare coincidenza che i 7 minuti da lui impiegati corrispondono esattamente a quanto secondo Google si impiegherebbe a fare quel tragitto in auto, perché in auto secondo il navigatore ci vogliono esattamente quei 7 minuti. Viene quindi da pensare che in quel momento Sebastiano non è in bici ma è con la sua macchina
E allora, nonostante le indiscusse doti ciclistiche di Sebastiano, viene difficile pensare che in quel momento stia davvero facendo il giro con la GoPro. Ma quando potrebbe invece realmente aver fatto il giro con la GoPro? La mattina dopo, cioè il 15 dicembre, Sebastiano dirà di non essere uscito di casa, invece Gabriella è piuttosto convinta di averlo visto uscire e di essere sicura che lui sia forse andato a completare il giro delle pescherie. Ieri, ad esempio, ho pubblicato i racconti di 4 proprietari di pescheria, uno dei quali effettivamente diceva che forse Sebastiano da lui poteva anche essere passato il 15. Se Sebastiano la mattina dopo fosse in casa, probabilmente dovrebbe stare attento ai telefoni e rispondere a ogni chiamata, nella speranza che a chiamare sia Liliana o qualcuno che di lei ha notizie. E invece, dopo aver risposto a una chiamata alle 11:01 di mattina, Sebastiano sembra sparire in quanto non risponde più al telefono, in particolare non risponde a una chiamata dell'amico Christian. Questa chiamata avverrà alle 12:02, quindi Sebastiano potrebbe non essere in casa perché non risponde all'amico. Tra l'altro poi alle 14:05 è proprio Sebastiano a chiamare l'amico. Questo cosa fa pensare? Che lui il 15 sia improvvisamente uscito lasciando naturalmente il telefono in casa, non ha quindi potuto rispondere alla telefonata di Christian e quando è tornato ha visto la chiamata e ha richiamato l'amico Christian. E la coincidenza sta appunto nel fatto che questa assenza e questo ritorno corrispondono al buco temporale necessario per la realizzazione in un orario compatibile del giro con la GoPro poi attribuito al 14. Con la semplice tecnica della disattivazione del GPS sulla GoPro e l'attribuzione manuale dell'orario ai frame video. E invece Claudio Serpin ci tiene a sottolineare che la cantina e la soffitta non erano dei tuguri, ma degli spazi assolutamente messi a nuovo e confortevoli. 10 o 12 metri quadrati a nuovo e con ogni comfort. Alla brutta faccia dei benpensanti, che sarebbe ora di ridimensionare con ogni mezzo. Cantina e soffitta, una cantina e una soffitta. Accogliere il Presidente della Repubblica vuol dire essere perfettamente pulite e in grado di, punto. Cioè, modo di dire, spero. Il movente potrebbe essere economico. Abbiamo fatto un po' di conti. Le spese di Liliana e Sebastiano superavano le entrate ogni mese e di quel passo i soldi del TFR li avrebbe finiti nell'arco massimo di 2 anni. Fantastico questo sentiero, a parte questi piccoli problemi, si passa da Conconello, si viene giù e si arriva qua sotto Padriciano, si passa sotto il ponte della strada, poi si costeggia tutto quell'altro monte e si arriva praticamente a Basovizza. Andiamo avanti. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.